Dal 1 gennaio 2016, come avrete sentito, per i comuni è entrata in vigore una nuova regola, il cosiddetto equilibrio di bilancio, che se io mi metto a spiegarvi nei dettagli vi addormentate, ma sostanzialmente, in estrema sintesi, tante entrate e tante uscite. Il sindaco di Mirano e presidente di Anci Veneto Maria Rosa Pavanello illustra in un'assemblea pubblica ai cittadini le nuove regole per i bilanci dei comuni, pensate per superare il famigerato patto di stabilità. Da quest'anno, spiega, i comuni devono essere in grado di far fronte a tutta la loro spesa con le entrate dei loro bilanci costruite nel corso del tempo. Questo significa che chi negli anni ha tassato di più la popolazione potrà garantire i migliori servizi. L'indebitamento diventa, si può fare solo per gli investimenti, però lo possono fare i comuni che non hanno soldi accantonati. Quindi il nostro comune, secondo voi, può indebitarsi? No, non può indebitarsi perché noi abbiamo molte risorse, il cosiddetto avanzo di amministrazione. Rispetto al passato qualcosa è cambiato in meglio, sostiene Pavanello. A fronte di 12 milioni messi via che vorremmo poter spendere, quest'anno ci permetteranno di utilizzare 900.000 euro, che non è certamente molto, ma pur sempre meglio dei 150-200.000 che c'erano concessi col patto di stabilità. Abbiamo molti soldi che se ci permettessero di usarli, noi non chiediamo di usarli per qualsiasi cosa, ma per le cose che servono, sì. Tipo per mettere in sicurezza delle strade, per fare delle piste ciclabili o per asfaltare delle strade o per impedire che alcuni edifici crollino magari, no? Edifici strategici.